Per il primo giorno dalla fine di febbraio, oggi in Veneto non ci sono più malati di Covid ricoverati nei reparti di terapia intensiva. La notizia è stata data dal presidente della giunta regionale Luca Zaia nel corso della conferenza quotidiana. Al momento in rianimazione sostano solo 15 pazienti ex malati e quindi negativizzati. Per quanto riguarda l'area metropolitana di Venezia, al momento sono 101 le persone positive al virus e 118 coloro che sono stati posti in isolamento domiciliare, essendo entrati in contatto con persone positive. Zaia ha rivelato che nei magazzini delle ULSS giace ancora un centinaio di respiratori nuovi e mai entrati in funzione. Il presidente della giunta regionale ha parlato anche delle nuove linee guida relative alla ristorazione, che prevedono la possibilità di ospitare pranzi e cene da cerimonia, mentre l'assessora alla sanità Manuela Lanzarin annuncia le regole per le piste da ballo all'esterno, dove saranno osservati i limiti di capienza e distanze di 2 metri, così come per le piscine. Tuoni e lampi la scorsa notte dopo l'una hanno squarciato il cielo sopra la città, già provata da molte ore ininterrotte di pioggia. Soprattutto a partire dalle 2 gli effetti purtroppo si sono visti lungo le strade. Allagata via della Fossetta, è impossibile il transito di auto e biciclette. Lo stesso a Borgo San Giovanni e anche in alcune zone del centro storico di Chioggia, dove un fulmine si è abbattuto sopra un'antenna in Calle Fabris, disattivando tutti i collegamenti. I problemi più rilevanti si sono verificati in via Marco Polo Sottomarina, dove l'acqua è penetrata nella cabina dell'energia elettrica situata nei pressi del supermercato PAM. Inevitabile il blackout attorno alle ore 2:30, risolto dapprima dall'intervento dei vigili del fuoco a mettere in sicurezza la cabina nonostante il diluvio. Questa mattina l'operazione è stata poi completata dal montaggio di un grosso generatore da parte degli operai dell'Enel, che ha progressivamente restituito l'elettricità alla zona. Problemi analoghi, relativi anche alla rete internet Wind 3, sono stati segnalati nelle ore del maltempo e in quelle successive anche in strada Madonna Marina. Per l'ennesima volta comunque ad andare sotto sono stati anche via San Marco e via San Felice, nella zona vecchia di Sottomarina. L'acqua ha invaso la carreggiata a seguito del nubifragio e non pochi sono stati i frontisti costretti a spostare le proprie automobili addirittura sopra il marciapiede nelle vicinanze della ex colonia Turati, dal momento che il flusso raggiungeva quasi la fessura inferiore delle portiere. Parte della responsabilità potrebbe risiedere nel fatto che i tombini, oberati di sabbia dove cresce addirittura l'erba, non riescono più a ricevere le ingenti quantità di pioggia scesa. I residenti denunciano il fatto che le pompe di sollevamento delle acque meteoriche non entrano in funzione, nonostante il rifacimento dei tubi di scarico. Lo stesso problema, con pozzanghere anche profonde, si è verificato all'interno del parcheggio comunale di via San Felice. Giovedì 11 giugno, oltre alla Fiera dei Santi e alla processione religiosa del pomeriggio, non ci sarà nemmeno il mercato settimanale la mattina. Una nota stringata del comune infatti si limita a sottolineare che il tradizionale Gioba è di norma sospeso in questa data, quando concomitante appunto con la festività locale dei santi patroni Felice e Fortunato. La decisione del sindaco Ferro è una doccia gelata per i 216 ambulanti che solo lo scorso giovedì, nonostante la pioggia, avevano ripreso a gremire il corso del popolo in seguito alla predisposizione di un apposito piano di sicurezza che contempla banchi ridotti del 30% e vendite esclusivamente frontali. Il mercato in piazza riprenderà la mattina di giovedì 18 giugno, anche se i motivi della sospensione, esplicitati in una lettera dell'ufficio commercio alle rappresentanze degli ambulanti stessi, lasciano a queste ultime la possibilità di richiedere un recupero domenicale, come già avvenuto altre volte. Nuovo record negativo per le contrattazioni del radicchio al mercato orticolo di Brondolo.
Ieri il Principe Rosso è stato scambiato a soli 8 centesimi il chilo, nettamente al di sotto di qualsiasi costo medio di produzione. Il presidente del consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP, Giuseppe Boscolo Palo, denuncia il fatto che il Covid ha solo esasperato una situazione già esistente. La crisi deriva in gran parte per le scorte di prodotto tondo conservato nei frigoriferi, dopo essere stato coltivato anche nel centro Italia. Fino a qualche anno fa non c'erano questi stock, perché il prodotto loro terminava a fine marzo e non si accavallava con quello veneto, mentre da qualche tempo c'è un surplus di offerta. Boscolo, che è anche presidente della società che gestisce l'ortomercato, ricorda che ad aprile e maggio una parte del radicchio chioggiotto è andato distrutto perché i prezzi non coprivano i costi. Speravamo di risollevare il valore di mercato, ma così non è stato. Il reddito è stato praticamente pari a zero e dobbiamo tenere conto che ad aprile e maggio si ottiene il 70% del guadagno di un anno. Come possiamo ora investire per la prossima stagione? Giuseppe Palo ne ha anche per la grande distribuzione organizzata. Non ho visto etica da parte loro, conclude, né di quasi nessuno. Sto cercando almeno di fare in modo che siano certificati i costi di produzione. Per il resto il problema è vendere, non di personale operativo. Ne rimette tutta la filiera. Anche durante la didattica a distanza, gli allievi della scuola secondaria di primo grado Paolo VI di Sottomarina hanno proseguito nel progetto La Costituzione a scuola, assieme all'avvocato Francesca Donà e alla dottoressa Marta Facco. Proprio il tema delle libertà dei cittadini, compresse durante il periodo più acuto dell'emergenza, ha riguardato l'analisi degli studenti, conclusa venerdì 29 maggio. Alla videoconferenza hanno partecipato tutti i ragazzi delle 3 classi, i legali che hanno portato avanti il progetto, gli insegnanti e la coordinatrice della scuola Emanuela Schiavon, oltre al professor Roberto Costoris, coordinatore del corso di dottorato della Scuola di Giurisprudenza insieme all'Università di Padova, e i professori Guido Rivosecchi e Mario Bertolissi, ordinari di diritto costituzionale nello stesso Ateneo. Con il motto Giovani cittadini crescono, grazie alla collaborazione tra la scuola, i dottorandi, i professionisti e l'università, gli allievi della Paolo VI sono stati incoraggiati a scoprirsi custodi e consapevoli di un bene prezioso da conoscere e difendere come la Costituzione.